It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Bonnie and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Oggi è la festa dell'Opera Immacolata Concezione, proprio perché l'8 dicembre 1955 è stato il giorno in cui è stata firmata la nascita della fondazione. E oggi la fondazione fa festa e si mette in mostra. E che cosa mette in mostra? Quello che ha sempre propugnato, cioè il fatto che al nostro interno, all'interno delle residenze della fondazione, c'è attività, c'è stimolazione, c'è coinvolgimento, c'è inclusione. E quindi l'inaugurazione dei mercatini che si realizza in ogni residenza serve proprio a dire quanto all'interno i nostri ospiti sono coinvolti in lavori, passioni. Non scordiamoci che molte donne all'interno erano esperte a cucire, a disegnare, a operare, ad essere molto artigiane anche loro. Quindi questa artigianalità, capacità, competenza, noi la vogliamo sempre valorizzare. E cominciano sostanzialmente già da metà settembre a operare in questi laboratori che loro realizzano, pensano, creano e insieme con gli educatori, che sono un po' i promotori all'interno di questa attività, realizzano qualche cosa che poi viene regalato, venduto, poi chi vuole lo può sostenere proprio per poter realizzare ulteriori attività e ulteriori iniziative, ma quello che conta è mettere in mostra che qui dentro c'è vita. Tanti auguri a tutti, buona festa dell'Immacolata. È arrivato finalmente l'8 dicembre dove noi abbiamo potuto mostrare il lavoro 2024 che consiste nel creare un albero di Natale unico e speciale interamente fatto da noi, quindi ospiti della residenza, volontari e VADA, familiari e nuovi educatori, composto interamente da quadratoni, da mattonelle fatte con i ferri e la lana e composto tutti insieme per creare questo albero. Per celebrare il nostro Natale in residenza al centralino ci sarà questo albero, simbolo di lavoro, di unione, di collaborazione tra le varie figure professionali, quindi anche i parenti, quindi gli ospiti, che riporta al Natale, alla residenza che è pronta a vivere il Natale appieno. Un'altra iniziativa che abbiamo quest'anno, riproposta anche negli altri anni, è il calendario dell'Avvento, dove ogni giorno viene aperta una casellina con protagonisti i nostri nonni e le nostre nonne. Vi accompagniamo dall'1 al 25 di dicembre quotidianamente con un'immagine calorosa e accogliente del mese di dicembre fino a portarvi al Natale. Anche questa iniziativa è pensata per mettere al centro gli ospiti con i nonni e le nonne che abbiamo a cuore e come nella missione della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus. Buone feste a tutti!